4, 5, 6. Vediamo cosa succede questa volta. Pronto, Antonietta? Ciao. Io sono... Sì, Santina. Ciao, bella. Il discorso, sai che ti volevo dire, siccome voglio andare dal dottore perché dalla mattina io a giorno sempre bagnata. Come? No. No, bagnata, No. non lo so, tutta suppata, sì. No, Omar, non ti intromettere in queste cose. Mi scusi, non stavo ascoltando. Sono cose di donne. Non stavo ascoltando assolutamente. Ora ti stacco e io telefono al dottore, sì. Ciao. Ciao. Adesso telefono anche al dottore. Pronto? Dottore? Sì, io sono Sandino Citronello. No, volevo dirle una cosa. No, da un po' di giorni qua che io mi sveglio la mattina e mi trovo tutta bagnata. Come? Omar ride. E mi trovo bagnata, sì, tutta bagnata. E non so che cosa devo fare. Si asciughi, no? Lei non mi può dire niente. Vabbè, tutto. Poi deve visitarmi. No, dottore, vengo domani. No, oggi non posso venire. Arrivederci. Si vergogna. No, Signora, si vergognava. L'ho detto, io non hai a che fare con il dottore, io con Antonietta. Non vuole che la veda. Antonietta, pronto, Antonietta? Sì, ci ho telefonato. Sì, al dottore. E non mi ha saputo dire niente. Dice che mi va a visitare, deve vedere se ci sono prescole. Prescole. Cos'è? Com'è quando c'è la canalata che scula l'acqua? Così. Vabbè, Vuole vedere se ci sono prescole. No, io ora voglio un consiglio di te, dimmi una cosa. Ecco, l'intuizione è geniale. Geniale, mi è venuta una pensare. Mi piglio la pillola, quella che io faccio finta di dormire invece sono sveglia. E così... Come, scusi, cos'è che c'è? Per fare che cosa? A chi mi serve? Per vedere che cosa fa lui di notte. E non ne potessi svegliare così. No, vabbè, ciao, allora me la piglio. Quella che mi ha dato la settimana scorsa. No, me l'avevi pigliato. Beh, ora me la prendo. Ciao. Quindi rimane sveglia, però sembra che dorme. Così mi disse, così. Anche se a te non dovrei dire niente perché a te non ti interessa. È vero, non sono fatti che mi riguardano. Ora scusa un attimo che io mi devo sistemare per mi curcare perché... Va bene. Arrivederci, salutiamo di nuovo Casa Citronello. Ciao, bello, ciao. Arrivederci, Bello. buonanotte. Buonanotte. Dormi e siamo qua. Invece noi rimaniamo collegati con Casa Citronello. Questa me la sono vista, aspetta, questa me la sono vista, o telegiornale e me lo vede. Aspetta un minuto, non ti vedo. Che succede? C'è un Giacomino. Cosa ha visto? C'è una trasmissione, guarda, che è stupenda, che se sei che sono femmine, guarda, stupende, tale che l'avevi preciso, sono stata penata. Ma cosa guarda? È una trasmissione dove c'è il nudo, che non è volgare. Invece qua, che è questa cosa? No, ma magari il rughe, c'ave tutte, non è una cosa l'aria, no, che sai che so. No, ma vedrai chi sai, ma l'avevi preciso, sua madre l'ha fatta impeccabile, guarda. Vabbè, abbiamo capito che è una bella signora. No, non mi piace. Vedete questa cosa. Ma che l'avevi preciso. Ma guarda, è una cosa stupendissima. Ma per piacere. Ma la smetta di far così, ma cosa fa? No, lascia ascoltare, che è questa cosa? Ladia, mi piace, quasi che so. Ma bellissima. Resta incantato. Ma è veramente stupenda. No, ora stacco
e me lo registro per domani mattino che me ne piglio, tanto che io non me la vedere, perché è una cosa, sì, un pochettino al giorno, sì, perché è una cosa bellissima, però ora devo andare a letto, stacco e me lo registro, minchia, bellissimo. Ora poi sta cosa. Ok, allora buonanotte a tutti. togliamo il disturbo. E che più ne ha più ne mette. Buonanotte. Buonanotte.